Degenera la festa delle matricole al collegio universitario Don Mazza di Padova. Un ragazzo preso a frustate da un nonno, scoppia la polemica. Una cooperativa di Verona crea pacchetti turistici per persone con disabilità. L'idea di 2 ragazzi, entrambi con difficoltà visive. La riforma della sanità regionale promette risparmi e meno burocrazia a Treviso. Intanto l'hospice Advar cresce grazie alle donazioni private. Alla Venice Marathon, bel terzo posto per la comasca Ivana Iozzia, e alla polisportiva Terraglio, gran festa con i campioni paralimpici. In Toscana pareggio senza reti per il Chievo contro l'Empoli, gol fantasma per i clivensi. Maran protesta ma non troppo. In 4.000 a Treviso per la 15ª edizione della marcia per l'Advar, raccolti 40.000 euro destinati alla Casa dei Gelsi. Antonio Sgobba. Dal 1988 a Treviso l'Advar offre un servizio di cura e assistenza gratuita ai malati terminali. Da 15 anni, per sostenersi, l'associazione organizza una marcia che coinvolge e attraversa tutta la città. Quella di quest'anno non è stata un'edizione come le altre. I fondi raccolti serviranno a finanziare l'ampliamento dell'hospice Casa dei Gelsi. Importante soprattutto per 2 motivi. Primo, per ampliare i posti di assistenza che passeranno da 12 a 18 e poi anche per poter assicurare tutta una serie di aiuti, di prestazioni anche in regime diurno. Alla marcia hanno partecipato più di 4.000 trevigiani e sono stati raccolti oltre 40.000 euro. Il sostegno che la città dà all'Anna Mancini e all'Advar, ai volontari che stanno facendo un lavoro incredibile, hanno un lavoro quotidiano importantissimo per la dignità delle persone e sono un lievito di comunità eccezionale. Per gli organizzatori è un successo. La struttura, costata 5 milioni di euro, sarà pronta nella primavera del 2017 ed è stata finanziata solo con donazioni. Credo che ha un grande significato perché vuol dire che la comunità cammina, condivide con noi questo grande obiettivo, che poi è un obiettivo di solidarietà, di speranza.